social. Prima di dare spazio alla musica, quindi di chiamare gli ospiti di questa sera su questo palco, inviterei Jonathan Della Marianna, che è il presidente dell'associazione, a raccontarci un po' come nasce questo festival. Mi rubi il microfono. Ciao, buonasera, per la quinta volta di fila, buonasera a chi c'è, chi vedo, per la quinta volta, qualcuno per la terza, grazie, Francesca Melis, no, grazie, per me è un onore, è un piacere grande grande perché ci conosciamo da piccolini, anni, siamo 25 anni noi, quindi grazie. Oggi serata scoppiettante perché oltre a un bel gruppo, sì, ma ma sorprese qui ce ne sono tante, quindi è molto scoppiettante, dai. Esatto, e queste sono le cose che nascono dietro le quinte o vicino a sta baracca, insomma. Altrimenti mi sgridano perché non parliamo al microfono e dovrei saperlo, insomma, come funziona. No, te lo passo io, tranquillo. Raccontaci un po' come nasce, questa è la sesta edizione, come nasce tra sardo e profano, dove vi è venuta a te, Enrico, insomma, quest'idea, come nasce, come si è sviluppata. Henry, vieni che lo dici tu. No, tra sardo e profano nasce proprio dal fatto che, visto che siamo allievi di Orlando Magia, questo vuol dire che principalmente lo strumento è quello delle Launeddas, perché si nomina Orlando, si parla di Launeddas, però poi quando siamo lì, quando siamo a scuola da Orlando, quando siamo in cricca, di strumenti ne togliamo fuori sempre un sacco, conosciuti e poco conosciuti, della tradizione sarda principalmente. Poi vai a suonare un po' in giro, vai a suonare di qua e di là, conosci tantissime persone, come persone che abbiamo visto fino ad oggi e che vedremo anche oggi, e quindi nascono queste cose anche abbastanza naturalmente, di sposarsi, di incontrare la musica tradizionale oltre Sardegna. Infatti è tra sardo e profano, scritto in grande da Enrico, e in piccolino è oltre il mare e la Sardegna. Giusto? Ecco, in questi incontri che si concluderanno domani ci sono stati anche diversi laboratori. Raccontaci un po' come sono andati, quante persone hanno partecipato, com'è stato l'approccio anche delle persone nel mettere proprio le mani, potremmo dire le mani in pasta nel creare, che ne so, le launeddas piuttosto che la chitarra. Raccontaci un po'. Allora, quest'anno abbiamo voluto integrare dentro il festival anche la parte workshop dei laboratori, appunto. Siamo partiti con un laboratorio di chitarra a sasarda, quindi chitarra sarda con Davide Pudda. Uno strumento molto particolare, perché già Davide dice guardate che sarà difficile avere... E infatti c'erano, insomma, la risposta non è stata ricca, però molto interessante, perché chi ha partecipato era già comunque musicista di altri generi, di tutt'altro genere. Quello che suona musica andina o del Sud America o musica araba, molto interessato a capire tutta quella che è la parte, la caratteristica sarda, e quindi già questo vuol dire tanto. Poi abbiamo fatto laboratorio di tamburello con questo ricciolone che è Davide Campisi, e ha sfondato tutto, non c'era più spazio per contenere gli iscritti. Veramente è andato benissimo, perché molti curiosi, quindi alla prima mano con un tamburello, molti percussionisti, molti insomma musicisti, è andato benissimo. Abbiamo fatto poi un laboratorio ieri di setup audio con un mostro, con un genio della fonia, dell'ingegneria del suono, che è Stefano Casti,
oltre ad essere un bravissimo musicista. E oggi abbiamo fatto il laboratorio di costruzione di Leoneddas con Vinicio Sanna, maestro faidori del Leoneddas, chiesto in Maresu e Suburo, commenta Orlando. È bello perché poi Vinicio ha tutta una particolarità nel attrezzare e nel far vedere come si fanno proprio le prime manovre di costruzione di Leoneddas, che è tutto un mondo, non basterebbe un laboratorio. Insomma, una risposta sicuramente positiva che vi dà grande soddisfazione. La prima volta oltretutto in questa casa Saddi, giusto? La prima volta tra sardo e profano che voi... Antonella, io infatti chiamerei... Però con altre manifestazioni, perché o mi ha dato un'informazione sbagliata e quindi lo picchiamo tutti insieme dopo, o mi ha detto che questa è la prima volta che tra sardo e profano si svolge qua. Ecco, un applauso alla padrona di casa che insomma ha aperto le porte di questa bellissima casa, davvero. Sì, la verità, ha detto la verità Jonathan. In realtà gli anni scorsi abbiamo avuto ospiti, questi bellissimi giovani, soltanto per l'anteprima del festival. E poi il festival si è svolto in altri luoghi molto belli, sempre. Quest'anno invece ci è toccato 5 giorni. Oggi è l'ultimo giorno che ce li abbiamo qua, mi mancano già. Sono disperata. No, bellissima esperienza, a parte gli scherzi, perché è diventata quasi una residenza artistica ormai. Perché durante il giorno ci siamo visti molto, c'erano tanti musicisti, sono successe un sacco di cose, un sacco di scambi, tutte cose molto emozionanti, insomma. E questo, la casa è conosciuta da Sinfonia perché comunque collaboriamo da tanti anni, è conosciuta in Pirri Impero, non lo so se ancora qualcuno non la conosce, ma ci stiamo lavorando e quindi insomma non voglio rubare spazio alla musica, per cui grazie mille di essere qui e grazie a Sinfonia che quest'anno ci ha fatto questo regalo. Io, Antonella, ti rubo qualche minuto, vorrei che ci raccontassi un po' la storia velocemente di questa casa, perché è una casa, io per esempio non ero mai entrata, vivendo a Pirri da tot anni non sono mai entrata a casa Saddi. Allora, la storia di questa casa è, questa casa è dei primi del Novecento, ci abitavano i miei nonni e ci ha abitato mio papà, con fratelli e sorelle, e da una decina d'anni mia, delle mie sorelle e dei miei fratelli, siamo in 6, per fortuna andiamo d'accordo, abbiamo deciso di destinarla a questo uso, tra l'altro abbiamo, a parte gli scherzi, non voglio fare complimenti a Sinfonia così gratuiti, però è stato molto merito loro se questa casa è diventata così, perché ci hanno dato una mano in tanti sensi e quindi da febbraio abbiamo fatto l'inaugurazione. Quest'inverno abbiamo lavorato, io in realtà avevo il busto alla schiena rotta, molte persone che sono qua ci hanno aiutato, tra cui un signore che laggiù che sta facendo finta di niente, che si chiama Peppino. E quindi insomma abbiamo trasformato questa che era la cantina di nonno in una sala polifunzionale e ci sta dando molte soddisfazioni. Poi vabbè, c'è il piano di sopra con le camere da letto che è un piccolo museo, insomma ci piace usare gli spazi e condividere con il più grande numero di persone possibile. Grazie. Complimenti. Bene, che dici? Lasciamo spazio alla musica adesso, abbiamo parlato abbastanza. Li chiamerei subito. Elisa, introduci tu la Mami Quartet, Popular Quartet, scusatemi, la Mami Popular Quartet, ma mi sono incartata per un motivo, perché oggi abbiamo la formazione allargata. Siccome lui ogni tanto mi fa qualche scherzo, arriva e mi porta nuovi membri, nuove persone, quindi io mi incarto poi con i nomi. Allargata, quindi... la formazione allargata io. Allargata tu. E quindi siamo in tema. Siamo in tema. Raccontami un po'
di come Mami nasce. Popular Quartet, come nasce? Allora, Mami nasce dalla fusione dei cognomi. Aspetta che gli stanno alle spalle, già sono maleducata, ma Anche io guarda, lo circondiamo. Brava. Lo circondiamo subito. per una volta. Mami nasce dalla fusione dei nostri cognomi, mio e suo, che è Marongiu e Micheli. Quindi Marongiu, Micheli. Perché questo non solo sta sul palco con me, ma me lo sono scelta anche nella vita. E i risultati si vedono. E quindi niente, questa nasce da noi, da noi in pandemia, che eravamo annoiati. E abbiamo fatto, no, non è vero, il primo figlio non l'abbiamo fatto, era già nato. Quindi niente, in pandemia a un certo punto abbiamo detto, avevamo un bambino piccolo, cosa facciamo? Siamo due musicisti, facciamo musica. E abbiamo creato questo progetto che appunto l'abbiamo sentito come un grande contenitore. Un contenitore che ha questo nucleo stretto, che siamo io e lui, e poi è un progetto itinerante, quindi va ad impiantarsi nei posti, in questo caso in Sardegna, che è la mia terra. Nonostante io sia immigrata, è la mia terra, e lo ribadisco sempre. E quindi in questo caso siamo in Sardegna, quindi abbiamo usurpato gli strumenti della tradizione sarda e i musicisti della tradizione sarda. Quindi in questo caso Eliseo Magia con le percussioni, Matteo Muscas con tutti gli strumenti della tradizione. Quindi in questo caso Launedda, Suriti, trunfe. Poi avevamo anche Davide Campisi, che è venuto dalla Sicilia. Abbiamo detto, è qua. E qua non ha niente da fare. Ho detto, guarda che e suoniamo. E quindi questo progetto non è un progetto blindato, la scaletta non è una scaletta blindata, le canzoni non sono blindate, anche come arrangiamento. Perché? Perché noi crediamo nell'apporto musicale di ognuno. Quindi ogni musicista ha un estro che deve mettere in questo progetto. Quindi è un po' un contenitore libero dove ognuno deve avere si deve poter esprimere a suo modo, quindi portare anche la sua musica, quella della sua terra, le sue sonorità. Quindi è un progetto che è come se fosse in evoluzione costante, perché ogni volta che andiamo in un posto diverso prende le sonorità di quel posto e quindi diventa un prodotto diverso. Poi io farei un applauso a te, hai presentato tutti, quindi Marongiu, la sua voce. Aspetta, una cosa la voglio dire però. Certo. Che c'è stata una coincidenza che ci è piaciuta, ci ha fatto molto ridere, perché Mami nasce appunto da me e lui. Il nostro primo figlio si chiama Matteo, quindi Matteo Micheli. Questa, perché questa, ancora in progress, ci stiamo lavorando, però il nome l'ha scelto il primo figlio e ha deciso di chiamarla Matilde. Quindi è Matilde Micheli, anche questo. Abbiamo detto un po' è famiglia e quindi questo progetto deve continuare a essere famiglia anche sul palco. Quindi prima di essere musicisti che suonano insieme siamo gente che si vuole molto bene. Questo è bellissimo. Cosa ci farete sentire stasera? Poi me ne vado e vi lascio lo spazio. Allora, oggi spaziamo un po' nella musica popolare del centro-sud Italia, quindi poi ve li presento man mano. Oggi la Sardegna non la tocco perché? Perché qua principalmente io sono conosciuta come una cantante di musica tradizionale sarda. E quindi perché è venuta la gente oggi? Perché sono trodioni di vedere ma quella che fa musica tradizionale sarda, ma oggi che cosa fa? Un'altra cosa. E quindi la musica sarda diciamo che è sempre il mio primo amore, sempre, e lo sarà sempre, però oggi non ve la risparmio perché quella già me la conoscete. Ok? Grazie, un applauso Mami Popular Quartet.
Napoli erano iniziati a nascere neri. E diceva, ma questo è nero. E quelle signore facevano finta di niente, lo chiamavano Ciccio, Antonio, Peppe, Ciro. È Ciro, ma è nero, ma è Ciro. E quindi niente, questa è una canzone un po' così ironica di come è nato. È Ciro, è napoletano. L'Urusciù. Un giorno c'è in casa
Passiamo alla parte alta della Puglia, quindi Tarantella del Gargano. Parliamo poco perché sono stretti.
guarda qua, scusi, è colpa tua. No, questo pezzo è un pezzo molto emotivo per me. Si chiama Sogna fiore mio. È un pezzo che ha scritto Ambrogio Sparagna, che cantava alla grande, che canta, non è morto, cioè, bravissimo. Lucilla Galeazzi, ed è una inna nanna per i propri figli. Quindi in questo momento, se mi emoziono, se faccio le stecche, non registrava, no, mettete. Che sta a posto. Sogna fiore mio, sogna il mondo,
gli ormoni, Con questo pezzo abbiamo aperto appunto la parentesi di Ambrogio, ma anche la parentesi laziale, che poi è la terra che mi ha accolto come sua figlia emigrata. E Ambrogio, tra l'altro, è uno che ha molte colpe, ha la colpa di averci fatto conoscere. Quindi ogni volta che lo vediamo glielo rifacciamo, è colpa tua. E andiamo avanti con un altro pezzo suo che è molto bello, si chiama Ruccano, e parla... No, Ruccano. Ha detto Ruccano, facciamo Ruccano. Vedi come fanno le scale più belle? No, me ne dice un altro. Ma si spiega da Ruccano, come è Ruccano? E Ruccano parla di questo suonatore che nessuno sta a ascoltare fondamentalmente, nessuno lo vuole sentire. E lui si immagina questo mondo in cui il suo organetto diventa gigante, si apre e accoglie tutta la gente del mondo. Quindi come se la musica potesse permettere alla gente di abbracciarsi e potesse abbracciare la gente. Quindi noi lo portiamo per... Vedete? Ti ho visto? No, non tranquillo. Ruccano. È così, non è così oggi, è così. Sempre.
sospiri del cuore. Sospiri d'amore a me carina, sciatta la bella via, sospirata, 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 sciatta la bella via, sospirata, e così si fa l'amore, che ti passa il dolore, e così si fa l'amore, che ti passa il dolore, e così si fa l'amore, che ti passa il dolore, e così si fa l'amore, che ti passa il dolore, marina, 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 pizzichi d'amore, pizzichi d'amore. Grazie, Dio si dovaghe. Guarda che prendo l'acqua. Facciamogli un applauso.
dei fenomeni, facciamolo grande però. Poi me li presento bene. Qui siamo in Calabria, questa si chiama Calabrese. È una canzone che ci rappresenta molto perché il testo parla di una persona che è partita da molto lontano per amore e dice, dicono che il mare è profondo, ma io per amore tuo l'ho saltato il mare ed è quello che ho fatto io. Io mi vado di tanto lontano e per venire via tanto vicino tutti mi dicono non mare a fondo, ma per l'amore troverò passo degno, ma per l'amore troverò passo degno. Ah, 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 bella figliola. Ah, 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 è bella figliola. Poi faccio di amendola mondana, oddio mi ti creavo tanta pulita, quando ti vidi vita facciata, e in genio non ci veniste alla mia vita.
salutare, prima di fare una jam tutti insieme, c'abbiamo un sacco di musicisti bravissimi nel pubblico, che siamo un po' insurpati dalle luci e non li vediamo tutti bene bene, ma lo sappiamo che ci sono, poi li chiameremo tutti qua. E io li saluterei con una pizzica. Un pochettino di allegria, così. Però, prima di salutare, che sembriamo così, voglio fare dei ringraziamenti. In primis voglio ringraziare Francesca che ci ha presentato, che è stata bravissima all'iniziale. Un ringraziamento a chi ci ha seguito oggi nella parte della fonica, che è Mario Pierno, grazie Mario. Se le cose funzionano anche del lavoro. E io un ringraziamento speciale lo voglio fare a chi ha permesso a noi di essere qui stasera, prima di essere bravi musicisti, bravi organizzatori, sono veramente dei fratelli. Abbiamo fatto il conteggio, prima ci siamo un po' vergognati perché ci conosciamo da 17 anni. Ci siamo un po' vergognati, siamo sentiti anche un po' vecchi, 17 anni sono tanti. E quindi io ve lo chiedo, questo abbraccio fraterno e questo applauso grande grande per Enrico Picchiri e Jonathan Della Miranda. Fate una cosina del sottofondo, non è che state lì a grattarvi, fate una cosettina così mentre parlo, fate ambient. Ah? No, è vero. Mi guardo tutti così, vai. Vedi che mi capisce? Tu sei si fatta la salsa, dice poi. Se non hai voglia te le potevi rimanere a casa, no, cioè. Farsi bene con sta parola. Allora, un applauso grande grande, lo facciamo all'ospite della serata, Davide Capiti! Un po' di ambiente. No, sei davanti alla camera. Un altro applauso enorme. Allora, no, aspetta, fermo, non ti alzare, non la senso. Eliseo non è in formissima. Forme gaso. Non è stato benissimo questi giorni, quindi è qua perché ci vuole molto bene. Noi siamo molto felici che tu sia qua, abbiamo fatto questo grande sacrificio per noi, perché per noi è veramente importante averti qua, quindi grazie a tutti. Orlando e Chiara che l'hanno partorito ed è colpa di Orlando se ci conosciamo anche con questi disgraziati, quindi un applauso anche a Orlando e Chiara che hanno fatto un buon lavoro, questo va bene, e a Emiliano che mi sopporta perché ho sgrumbati. Un altro applauso grande ve lo chiederei per questo che non so come presentarvelo, è un buon strumentista ma un estro e una creatività che è tutta sua, lo sai, io gli voglio molto bene, anche se ogni tanto lo prenderei a calci, non vi dico dove, però gli voglio molto molto bene. Matteo Muscas! Lo schifo junior, perché lo schifo senior. E poi io l'ho tratto così, lo vedete com'è, perché l'amore non è bello se non è litigarello. Funzioniamo anche per quello, perché più o meno a Rosa Muzio. Io non glielo dico mai che è bravo, perché non glielo dico, lo dico agli altri, ma non lo dico a lui. Oggi ve lo dico, questo è bravo davvero. Diego Micheli! Beh, signori e signori, tutto bene. Elisa Maruggio. Grazie, la presentazione è la propria triste. Ciao, sono Elisa, stiamo andando a una riunione. Ciao, sono Elisa, ti ho cantato per voi. Santo Paolo delle Tarante, via. È l'ultimo. Sì, però poi ci facciamo solo insieme. No, la signora sta già riflettendo, ho detto che è l'ultimo, ma sta scherzando. Signora, già lei devo partorire però, No, non vorrei, capito, che va bene, io le faccio per 3, 10, fai, però. Lo santo Paolo me tarante, lo santo Paolo me tarante, capizzi le femmine
per i maschi però, Lo santo Paolo me scorzoni, lo santo Paolo me scorzoni, capizzichini mascoli agli coglioni, capizzichini mascoli agli coglioni. E vanno con balla la terra capizzica, e vanno con ballo
dopo la presentazione. Bene, non scappate, voi dovete stare qua con noi. Dove siete, la Maria? Vieni qua. Mi piacerebbe, oggi non ho attacco 12, quindi stai giù. Va bene? Così siamo. Microfono. Ti stanno parlando sugli specchi. Dopo qua colpi, l'abbiamo già detto la seconda volta. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa serata. C'è una sorpresa? No. Sì. Una, due? Forse due, non lo so. Allora. Anche tre. Comunque avete ragione ragazzi, qua c'è un caldo poi. No, molto, aiuto. Allora, io inizierei a chiamare sul palco. Enrico Picchini. Adesso vedete, c'è il bigliettino con gli appunti scritti. Esatto, quindi non sbaglierà niente. Vieni Enrico. Anche tu vieni appunti. Un applauso a Enrico perché lavora tantissimo, lavora quasi sempre dietro le quinte perché la scena se la prende sempre sotto. Però insieme a Jonathan artefice di questa bellissima realtà. L'associazione. Un po' di silenzio, un po' di disciplina, per favore, un po' di disciplina. Scusa, un po' di disciplina. Ma qua si sta passando, quindi. Ecco, io dicevo una cosa molto importante. Insieme a Jonathan sei l'artefice di questa bellissima realtà. L'associazione, sì, adesso direi qualcosa, sì, abbiamo. Domande precise. Cos'è per te Sinfonia? Una domanda più facile. Come ti chiami? Quando sei nato Enrico? Cosa non diciamo? Quello senza l'anno. Chiediti com'è andata a finire la prima volta in Brasile. Oh, dammi il senso però, Elia. No, perché? Non mi ricordo. C'è anche altra gente, per esempio. Allora, io non so se c'è mai dato loco di essersi lì in fondo, poi non so chi ci fa, non ricordo. Io sono una vocale ditemi che faccio sempre tutto mi dicono che sponsorizzo sempre il mio paese, vabbè. Cosa? No, raccontami da me. Allora, con l'esercizio un vago ricordo. Un vago ricordo. Poi, la sua prima volta esercizio, cioè no, cosa è successo? Possiamo anche sottolineare. No, il capodanno no, lui mi dice, è successo qualcosa con la Serzini. Era capodanno? Raccontalo. Io non me la ricordo bene, quindi secondo me lo vogliamo sapere anche loro. Anche se non è così, però. Raccontalo. Nevicava e c'era molta roba da bere. Quindi la neve si è sciolta dentro No, la neve si è sciolta, quindi non hanno neanche più sentito il freddo. Secondo me una certa è vero, non hanno più sentito. Bene, allora, annunciamo la data di domani, lo ricordiamo e poi lasciamo lo spazio ancora alla musica. Domani sarete a Pau, al Parco dell'Ostidiana, Isole Cromatiche, quindi un mix di musiche, di melodie, di suoni. Jonathan Della Marianna, Diego Micheli, Davide Campisi e Elisa Marungio. Seduta, sì, stare seduta. Mentre, allora, parto da lui. È seduto in fondo, non vedo queste luci mi stanno uccidendo. Io non so se. Secondo noi non lo vediamo. Ma io lo vedo bene, questa maglietta, questa polo bianca. No, prima vado in fondo, la polo bianca. Hai gli strumenti? Orlando? Non vedo se fai no, quindi hai detto sì, puoi salire sul palco. Vabbè dai, sali con i tuoi allievi un attimo sul palco. Cioè, devi stare. È un sì. Un applauso a Orlando Magia, tra l'altro tu prima hai parlato di Orlando come senatore di momento, lui è un po' strumentista. È trattato da una collezione di strumenti musicali tradizionali pazzesca. È aperto il museo? Sì, quindi orari, quando possiamo, facciamo pubblicità. Orlando, vabbè,
chiuso, non c'è nessuno. No, domani abbiamo un bel gruppo di turisti da 50 persone, li accoglieremo con Matteo e Luca Schirru per fare un po' di musica, spiegheremo tutti gli strumenti, due sconfidaus la vedo buono, lo druccisedo esatto, e dopodomani invece di mattina abbiamo un gruppo di tedeschi che vanno prima un'ora e poi vengono a visitare il Muspos, quindi diciamo che sta iniziando ad ingranare e ad essere conosciuto e siamo contenti. Insomma. Non ha gli strumenti, ha solo le chiavi della macchina, quindi resterei qua a far compagnia. È giusto fare i complimenti a questi ragazzi, in particolare non perché è mio figlio, perché Eliseo è dolorante, però la musica fa passare anche dolore. Papà tante volte ha fatto dei concerti con le coliche renali. Bisogna quando ho fatto una lezione a parlare sull'arco e ci sono da sull'arco a sala. Quindi viva la musica che ci fa stare bene. Comunque complimenti a tutti, complimenti a te, dei complimenti Piero, dovete sapere una cosa, questo è un vanto per me, lo conosco prima di te. Grazie. Bravo, che ci sono dentro queste cose che sta dicendo, bravo, Jonathan, ecco, il contentino, così. Però ha scelto a me. Ha conosciuto prima te, però ha scelto a me. Grazie Orlando, grazie. Bene, invece la seconda sorpresa è questa, perché io sono certa, perché ho visto, il contratto abbiamo firmato prima, in 2 minuti lui gli strumenti li ha, chiamo sul palco Moses Concas. Vieni qua, che dopo ce ne premiamo, vieni qua, che dopo ce ne premiamo. Va bene, sei pronto? Si vergogna, sembra quasi che stia emozionando, non è da lui. Tu cosa devi fare? Cosa dici? Sei pronto a disturbare? Dico questa cosa che adesso Orlando chiaramente è sempre in mezzo a noi per qualsiasi cosa succeda, che sia il progetto Mammi Popular Quartet, che sia Sinfonia, che sia tutto quello che un po' facciamo, quindi Deus gratias. Certo. E ci tengo a ringraziare anche Chiara, tutta l'associazione Vallupundu, Eliseo che è qui come quasi appeso, ma io ringrazierei tantissimo, cioè abbraccerei forte Emiliana, la moglie, e forse è fuori, si sono sposati 3 mesi fa, questo è un mese sconcio, insomma, dai. Vai di crociera. E ci tengo a dire, a parte questa parentesi, che Moses, qui presente, ci siamo conosciuti, una persona fantastica, ma con quell'altro ragazzone che è lì con un berretto dove mettere sul mio, hanno un bel progetto in corso, un trio, giusto? Moses, lo conoscete tutti, Matteo è lì per lì, quindi grazie di questa bellissima sorpresa. Grazie a voi ragazzi, no niente, ne approfitto, se volete venire a sentirci il 1° ottobre sarà una Star Rock, sarà una lunga giornata, partirà dalle 18. Simone l'ho conosciuto al Muspos, per l'inaugurazione del Muspos, è rimasto diciamo colpito dall'importanza di quello che ha costruito Orlando, ci siamo incontrati, abbiamo avuto modo di provarci un po' le forze, così è nato questo bellissimo progetto. Io sono contentissimo che lui ci sia qua perché insomma è un immenso piacere avere una persona come lui, ma come tutti qua con noi sul palco, quindi vi chiedo un applauso per Moses Concas. Bene, io direi che è anche il tempo di lasciare spazio alla musica, quindi ringraziamo
ringraziamo Casa Sadi per l'ospitalità. Un applauso ad Antonella, a tutti i suoi sorelle, a tutti i fratelli che portano avanti, insomma, che aprono questa casa e la fanno per diventare una casa, la dimora della cultura, quindi un progetto bellissimo. Ringrazio tutti voi perché siete uno più bello dell'altro, uno più bravo dell'altro, ma io lei la amo. E voglio bene anche questo. Già sei piccolino, se ti siedi, grazie. Grazie a tutti.
Grazie, sì. Grazie a voi. Signore e signori, Moses Conca!
ci accenderà anche le luci.